Io penso che oltre alla difesa bisogna passare all'attacco in termini di utilizzo dei dati che oggi abbiamo a disposizione, degli studi di carattere medico che vanno a smontare le dicerie che abbiamo sentito in questi ultimi anni, dove addirittura qualcuno voleva introdurre una forma di etichettatura tipo quella che oggi viene applicata al fumo, dove il vino nuoce gravemente alla salute. È vero esattamente l'opposto, come in tutte le cose, un giusto consumo porta a un'ottima qualità della vita e l'Italia ne è un esempio, perché da sempre le persone oggi anziane hanno consumato vino, si trovano in ottima salute e questo è l'esempio migliore che noi possiamo offrire. Però non contenti di rappresentare solo questa parte della storia, abbiamo portato anche gli oncologi che ci dicono che appunto il consumo moderato, soprattutto di alcune tipologie di vino, va bene per quanto riguarda la salute dei nostri cittadini. A questo va aggiunto anche evitare quello che abbiamo già visto per altri settori, altri comparti. Penso al settore dell'automotive, l'abbiamo demonizzato, l'abbiamo attaccato, abbiamo voluto introdurre meccanismi completamente diversi invece che puntare a una neutralità del risultato al quale bisognava arrivare. Con quale effetto? Che abbiamo perso totalmente un comparto che ci rappresentava nel mondo, che questo comparto oggi ha trovato casa in termini di sviluppo in paesi a noi lontani, è diventato un problema di carattere sociale oltre che perdita di valore. Ecco, dobbiamo evitare che questi errori che per ottusità, miopia e ideologia l'Europa ha attuato negli ultimi anni si possano ripetere in un settore come quello vitivinicolo, dico in termini più generali nell'agroalimentare, che è la prima voce per importanza oggi per il continente europeo.